Ciao amici, ennesimo step da Iola 77, veramente tre contributi se vengono da Iola 77, uno dalla, dal gruppo Facebook Antiche Civiltà Sarde che vi esorto a seguire. Iola 77, l'invidia. Un concetto va espresso forte e chiaro: noi sardi siamo il popolo cosiddetto italiano che abbiamo conservato più di qualsiasi altro le nostre caratteristiche, peculiarità, senso etnico, orgoglio nazionale, che spesso volatile, lingua e tradizioni. Il nostro artigianato è particolarissimo e originale. Detto con una parola, siamo il popolo più originale, più ancestrale, il che in epoca di globalizzazioni selvagge ha la sua enorme valenza. Parliamo la lingua occidentale più antica, quella che ha interagito da dominante su tutte le altre. Il nostro territorio è un immenso santuario a cielo aperto. Dappertutto esistono le dimostrazioni che la Sardegna è la terra più anticamente abitata. La longevità dei sardi è alla pari solo con gli abitanti di un'isoletta giapponese. Nonostante tutto questo, forse proprio per questo, siamo uno dei popoli più invidiati e più studiati, senza dimenticare il fatto che i cosiddetti italiani discendono dalla nostra cultura. D'ora in poi rimetteremo le cose a posto e definiremo gli italiani sardi, come è giusto che sia, e penisola sarda lo stivale erroneamente definito italiano. Senza la civiltà sarda non sarebbe potuta esistere l'Italia. Capiamo benissimo che verso di noi sia in atto una sorta di discredito, dettato da uno dei peggiori sentimenti, l'invidia. O forse hanno paura della nostra creatività, della nostra spiritualità, del nostro concetto di onore, che passa per loro col termine banditismo. E l'invidia e la paura portano frustrazione, fanno pronunciare concetti senza logica, senza senso, sono uno specchio che riflette un'immagine che vorrebbero uguale alla nostra, ma ciò non avviene, perché la nostra storia, che ne dicano i testi scolastici, ha generato la civiltà occidentale. Invidia, solo invidia frustrante e paura irrazionale. Fatevene una ragione, popoli cosiddetti italiani. Secondo contributo, sempre da Iolao 77, eccolo qua il spizio. Cercatemi su Facebook. E allora voglio esprimere un concetto che non ripeterò. In questo pantano di social che abbandonerò a breve, sempre che trovi una piattaforma nella quale si può discutere decentemente, esistono tante tipologie di personaggi. E cominciamo dai bassifondi. Ci sono quelli che non argomentano e che se non sono mai d'accordo sui ragionamenti altrui non sanno far altro che offendere e tentare una qualche forma di ironia che non raggiunge mai la soglia della decenza. Questi personaggi starnazzanti non possono competere, non possono darti niente se non il loro deserto intellettuale. Sono inutili e anche dannosi. Basse vibrazioni le loro vibrazioni basse e cattive deprimono e dunque vanno bannati all'istante e infatti ci metto un millesimo di secondo a sbarazzarmi di loro. Poi ci sono quelli che ancora non hanno capito a cosa servono le ideologie.
la democrazia, la scuola, il potere, il televisore, quelli che confondono l'indipendenza con lo status di uomo e donna liberi. Anche loro in genere finiscono nel girone dei bannati. E ci sono quelli coi quali si può discutere, ma hanno delle carenze informative e culturali, niente che non possa essere recuperato e infatti se ritengo che ne valga la pena il tempo, a volte cerco di informarli. Poi ci sono i miei amici storici, molti dei quali sento anche per telefono o incontro direttamente di persona. Ben pochi di loro mi hanno finora deluso, qualcuno ha voluto fare il furbo ed è stato scammato in breve tempo, ma so anche aspettare l'occasione buona se merita di essere devastato. Poi ci sono quelli che sanno tutto, quelli che non permettono dialoghi sereni o alla pari, perché loro sono la verità assoluta o che non permettono di essere eruditi su argomenti che ignorano. In genere sono laureati o plurilaureati, con loro la scuola ha avuto persino troppo tempo a disposizione per omologarli e plagiarli. Con il loro tronfio bagaglio di conoscenze spesso ricavate dai libri del sistema o dalla televisione, usano volare alto inventandosi espressioni sarcastiche che di elegante non hanno nemmeno la parvenza. Il sarcasmo è un'arma affilata che bisogna saper usare con spirito creativo, altrimenti diventa un groviglio di parole fini a se stesse. E poi ci sono quelli che veramente ammiro, quelli che riescono a stupirmi, quelli che non mi deludono mai, quelli coi quali andrei volentieri e spesso a bermi un caffè al bar o scambiare quattro futili chiacchiere, quelli che considero amici sui social e sulla vita, quelli dalla cui bocca non ho mai sentito uscire un filo di retorica o di cattiveria gratuita. Ciascuno di noi è in viaggio verso la conoscenza. Possiamo esserci utili a vicenda, dove non arrivo io arrivano gli amici. Le loro mancanze sono compensate dalle mie competenze e viceversa. Le mille trappole che nasconde il sistema possono essere evitate con le giuste informazioni, con gli scambi intellettuali tra pari, con una certa dose di visionarismo e con l'intuito di cui può disporre solo chi si è messo in testa di implementare la sua cultura. Solo da chi ha consumato i pantaloni di fronte, seduto su una sedia di fronte a un libro o di fronte a internet. Ciao a tutti, vediamo di passare da Iola 77 ad antiche civiltà sarde. Antiche civiltà sarde. Noi siamo la sintesi, la luce, il sorgere del sole. Prendo in prestito la frase di un mio grande amico per spiegare chi siamo noi. Noi siamo quelli che si limitavano a costruire i nuraghi quando altri, ben più osannati, addirittura scrivevano su tavolette d'argilla. Basterebbe questo per spiegare come ci hanno tolto la storia, come ci vogliono far dimenticare le radici. Basterebbe questo per affermare che l'alba della civiltà planetaria è avvenuta in terra di Sardegna. Diffidate di cattedratici, televisioni e giornali, diffidate di chi dice che i sardi non hanno costruito un bel niente, che costruttori e pietre da costruzione provenivano da altrove. Al confronto della terra di Sardegna, altrove era il regno del buio. Diffidate dal premio Nobel sardo, dice che siamo romani, pisani e cartaginesi. Ti sta mentendo anche lei, noi siamo sardi e basta, casomai sono loro ad essere sardi come noi.
Noi siamo quelli che costruivano torri immortali, quando altrove costruiscono babeli senza senso. Noi siamo quelli che facevamo avanzare le navi con le forze del magnetismo terrestre. Noi siamo quelli che vediamo le stelle camminare nel cielo, fasci di luce e consapevolezza in viaggio verso i siti archeologici più antichi e potenti del pianeta. Non credete alla scuola, strumento di potere, che ha lo scopo di sminuirci perché il colonizzatore non può sopportare che il colonizzato abbia una storia e una cultura superiore a se stesso. E voi, gente che provenite da altrove, non siate invidiosi. Il sito archeologico più vasto e importante del mondo è la Sardegna. Vi invitiamo a pazientare. Quando saremo liberi dal colonizzatore e dalle fetenzie, faremo della Sardegna un immenso luogo di scavi per mettere a disposizione della popolazione mondiale tutte le nostre conoscenze. Abbiamo i portali vibrazionali ed energetici più potenti, le forze che emanano nuraghi, pozzi sacri e tombe dei giganti verranno messe a disposizione di tutti. In certi punti della nostra Terra la forza di gravità non esiste, siamo i proprietari dell'energia gratuita per tutti. E voi che avete copiato da noi, avete copiato male, avete copiato la forza ma non la compassione, avete copiato la potenza ma non il diritto divino. Voi che ancora che non siete riusciti ancora a costruire il vertice della vostra ridicola piramide, tornate in terra di Sardegna, da cui siete partiti, e ricevete consigli e ordini. Se vi piace così molto la nostra civiltà, tentate di copiarla per intero, ma per intero non è possibile, perché bisogna essere nati qui oppure amare sopra ogni limite la nostra terra per ricevere tutti i suoi doni. Ultimo contributo. Bilo e Concas, ancestrale e inimitabile. Questo è un luogo magico, c'è poco da dire. Luogo magico. Il tambureggiante protocollo di marca mainstream associa Biro e Goncas al sito Stonehenge, il che non è del tutto scorretto. Quello che è scorretto è che Biro e Goncas viene descritta come la Stonehenge italiana. Dal momento che il sito sardo è grandemente molto più antico, si deve parlare del sito inglese come la Biro e Goncas inglese. Riguardo alla dicitura sito italiano, stendiamo un pietoso tendone da circo. Questi pagliacci che screditano qualunque cosa sia sarda e incensano quello che sarebbe italiano sono da indicare come dei pessimi disinformatori seriali. Poi il fatto di essere sardo non comporta automaticamente il senso di essere italiani. Noi siamo sardi e basta. Gli italiani non abbiamo niente a che vedere con l'Italia. Biro e Concas non è italiano, è sardo. C'è da dire che se il sito inglese è più famoso del sito sardo, nonostante sia grandemente inferiore come importanza, si deve alla negligenza dello Stato che ci colonizza. Il confronto tra i due siti è improponibile vista la millenaria storia del sito sardo e gli interventi a
sottofondo prettamente commerciale del sito inglese. Il sito inglese è come un'attrice che continuamente si rifà il viso, il naso, la bocca, e così può essere paragonato a una donna che cambia continuamente e si fa bella continuamente, ma di originale non è restato niente. La visita a Stonehenge si paga a salata, mentre recarsi e a visitare Villa Concas è assolutamente gratuito. Villa Concas, sito plurimillenario e per quanto posso vedere inimitabile. Visitate Sardo e alla prossima. Ciao a tutti.